Amici di Blue TV, bentrovati! Eccoci ad un'altra puntata inerente alla gastronomia, quindi l'arte culinaria, in presenza sempre del nostro carissimo amico, sempre nella stessa location. Ciao Gaetano! Ciao Nadia, anche oggi siamo presenti qui al Grand Hotel di Siracusa, nel fantastico cuore di Ortigia, e siamo in presenza sempre con l'associazione IMAR, che è l'associazione dei metro, alberghi e ristoranti. Io volevo, scusami se ti interrompo, Sì. sottolineare questa bellissima vista, è veramente meravigliosa alle nostre spalle. Sì, abbiamo la marina, quindi il cuore di Ortigia, il porto turistico che si vede, una visuale fantastica veramente. Mangiare qui al ristorante del Grand Hotel è il massimo delle location che ci possono essere, È secondo me. vero, confermo. Allora, oggi mangiare bene e non solo, in compagnia sempre di un altro maître, no? Sì, oggi siamo in compagnia di Giuseppe Martucci e qualcosa in più la può dire sicuramente Giuseppe, in quanto è anche un addetto ai lavori che lavora in una bella realtà qua a Siracusa e quindi di conseguenza è un professionista del settore. Allora, buongiorno. Buongiorno, Dici un po' di te, prima di iniziare a parlare quindi del tuo piatto. salve a tutti, sono Martucci Giuseppe, sono qui al Grand Hotel per proporre scusate, un piatto con dei prodotti tipici locali e attualmente sono il Food and Beverage Manager di Astrum Café, un lounge bar e fast restaurant Benissimo, da quanto tempo fai questa professione? da circa 17 anni. 17 anni. Allora, oggi, quindi, Adesso preparerò ed elaborerò un piatto chiamato gamberetti ciaurusi, sì, un nome prettamente siciliano. esattamente, con dei gamberetti marinati leggermente al succo di arancio, delle Sì. olive nere denocciolate, delle zucchine, della cipolla bianca, del pomodorino di pachino, cosiddetto ciliegino, dei fiori di cappero e poi come guarnizione userò del ciliegino fritto, della rucola fritta e delle fettine di arancia rossa e il tutto flambato al brandy. Benissimo, ti vediamo all'opera. Grazie. Bene, Gaetano, io volevo appunto ricordare a questo punto gli ingredienti. Sì, li vediamo assieme un attimino quali sono, vanno descritti in base di esecuzione. Quindi La preparazione cosa prevede? Quindi l'olio extravergine di oliva con la cipolla, prima l'olio, poi successivamente gamberetti sgusciati, gamberetti sfasciati, sì. marinati all'arancio. Sì, vanno leggermente marinati all'arancia. Questo è il procedimento che ha effettuato appunto Giuseppe proprio per dare un tocco in più anche per quanto riguarda nel dare poi il gusto al piatto. E io leggo anche pomodorino, ciliegino. Pomodorino ciliegino, in questo caso Giuseppe ha inserito questo ingrediente in maniera tale che si rientra sempre nel territorio del siracusano, principalmente di Pachino, però essendo che è un prodotto del nostro territorio è bene che ci sia all'interno di questo piatto. Benissimo, senti, io volevo farti una domanda. Secondo Dica. te com'è cambiata la cucina da 10 anni a questa parte o 20 anni a questa parte? Ci sono dei cambiamenti? Quali sono stati? Sì, anche più di 10 anni, negli ultimi anni si va avanti a una cucina molto veloce, ormai c'è già pronto nel congelatore, Infatti. che ormai tutti si cammina Per ridurre un po' i tempi. per i tempi, perché la gente lavora e quindi di conseguenza non ha il tempo per cucinare, prende già i prodotti semi preparati e da completare direttamente a casa in 2 minuti per dire. Diciamo che è una cucina che in alcune realtà mi è capitato in Inghilterra addirittura di lavorare in una compagnia abbastanza rinomata dove aveva anche il tipo di cucina proprio già fatta così in questo modo, già tutto preparato, cioè, lavoravo moltissimo col surgelato, dal pane all'anatra all'arancia. Ricordavo che vedevo le scene che preparavano l'anatra all'arancia che era già imbustata sotto vuoto, veniva immersa direttamente in acqua calda e poi aperto il sacchetto e disposto nel piatto. L'unica cosa fresca che c'era in quel momento era la fettina d'arancia messa come decorazione. Però per dire, cioè non dobbiamo arrivare lì perché altrimenti la professionalità dello chef in cucina non serve più. Non si evidenzia a nessun punto di vista, è vero. Quindi è meglio utilizzare prodotti sani, genuini, fatti magari espressi al momento come sta facendo Giuseppe in questo momento, in maniera tale che si dà un prodotto di qualità. Quindi dicevi che tu sei stato in Inghilterra. Sì, mi è capitato in passato quando ero un po' più giovane, 20 anni fa circa, di lavorare nel North Yorkshire, precisamente a Richmond, nella zona alta dell'Inghilterra,
A questo punto mi viene da chiederti, da farti una domanda: come è vista la cucina siciliana e italiana all'estero? Ma la cucina italiana all'estero è molto rinomata, infatti dove si va sono tutti ristoranti italiani, anche se è vero che molti sono finti ristoranti italiani, infatti c'è una lotta anche con i ministeri italiani per cercare di tutelare la qualità del ristorante italiano anche all'estero, perché tante volte sono gestiti anche da extracomunitari o da ristoranti cinesi che lavorano dentro, per carità nulla da togliere a loro, però se è un ristorante italiano, primis ci deve essere il personale italiano e prodotti necessariamente solo esclusivamente italiani. Made in Italy, esattamente. C'è molto falso in giro proprio sui prodotti italiani all'estero. Allora, cosa sta facendo e cosa ha fatto il nostro professionista? Sì, questo diciamo che adesso ha inserito gli ingredienti già direttamente in padella, li sta cercando un attimino di amalgamare in maniera tale che il sugo di cottura si ristringa e successivamente fa in modo di restringere il più possibile, diciamo, il sugo di cottura. Giusto? Sì, ecco, ho messo dell'olio extravergine di oliva, della cipolla, i gamberetti e le olive nere. Le zucchine sono tagliate un po' più spesse perché intendo dare un sapore e diciamo, un aspetto visivo tipico di un crudité, più che una zucchina molto cotta, diciamo, e soffritta. E adesso vado ad aggiungere il pomodorino ciliegino. È anche molto particolare la zucchina tagliata in questo modo. sì, è un sistema anche come diceva appunto Giuseppe, proprio mettere in risalto sia il gusto in particolar modo. La zucchina e il ciliegino non devono essere troppo cotti per il mio piatto e devono essere abbastanza corposi. Quasi sul crudité dobbiamo essere. Successivamente poi c'è il momento quello simpatico, bello, scenografico, che è quello del flambé, quindi di flambare il piatto. Con cosa flambi ora oggi? Con del brandy. Con del brandy. Quindi adesso stai andando a inserire Dei capperi. dei capperi, sì. quindi sempre del territorio, diciamo, non Fiori proprio del di territorio del cappero. nostro, però sicuramente sempre della Sicilia. Come avete potuto notare non ho utilizzato né del pepe né del sale, anche perché le olive e i capperi rilasciano anche un po' Insaporiscono, perfettamente. Esattamente, sì. È importante, sai Nadia, nella cucina di avere i giusti equilibri degli ingredienti, perché altrimenti non deve mai sopraffare un sapore rispetto a un altro, ma deve essere tutto ben equilibrato. E questo si acquisisce ovviamente con l'esperienza. Sicuramente lavorando, con l'esperienza, con gli sbagli anche fatti. Parlaci di qualche tuo sbaglio a questo punto. Oddio, Ricordiamo i vecchi tempi insieme. Ma più che altro ai tempi della scuola sicuramente, magari ricordo magari le prime esperienze lavorative da ragazzino, però in massimo si cresce poi professionalmente. Chissà quante ne vedrai, no? A scuola, perché tu insegni all'alberghiero, ricordiamolo. Infatti, con gli alunni dell'alberghiero dove io insegno cerco di trasferire le mie competenze tecniche e ogni tanto se ne sentono, se ne vedono un po' di tutto. Però lo concediamo, no? Lo Sono concediamo ai ragazzi. ragazzi, sì, lo possiamo concedere questo. Benissimo, già comincia sempre a diffondersi quell'odorino fantastico. Ricordiamo che siamo Adesso elimino in un po' 3D, di acqua però di cottura. sicuramente anche in 4D, perché i profumi qua si sentono sempre più forti. Eh sì. Anche molto colorato, no? Si presenta con questa varietà di Sarà colori. molto ricco anche di colori e di sapori, sicuramente sarà un giusto equilibrio di profumi e aromi. Vado a togliere un altro po' di brodo. Quindi si toglie l'eccesso di Sì, in sughetti. questo momento sta togliendo un po' di sugo di cottura per andare poi a effettuare appunto la parte scenografica, che è quella di andare a flambare con il brandy in questo caso. Quindi sono sicura che anche i nostri telespettatori stanno aspettando, stanno attendendo con ansia. È il momento, diciamo, quello bello, perché io ricordo quando lavoravo proprio in sala nei ristoranti si dice che i giapponesi erano quelli con la macchina fotografica. Non è vero, erano tutti italiani, svedesi, tedeschi. Aspettavano questo momento perché era il momento quello più Scenografico. E ricordo che Eccolo, ci siamo.
spedivano poi tutte le cartoline, le fotografie, e ho un bel ricordo di tanti momenti fatti nei vari ristoranti su Almoro. Perfetto, questo è il momento che abbiamo fatto. Giuseppe ha flambato. La cosa importante è abbassare poi la fiamma e aspettare un attimino che si spenga la fiamma, perché il piatto, prima di andarlo a presentare, non deve mai avere alcol nel piatto, quindi per evitare che ci sia alcol nel piatto bisogna aspettare che si spenga la fiamma. In questi casi ci si aiuta ad accelerare questo procedimento girando appunto in questo modo come sta facendo Giuseppe, alzando il cucchiaio in maniera tale che la fiamma prenda ancora più aria e si consuma prima, e quindi in questo momento il piatto poi... Il piatto è pronto e lo andiamo a decorare. Anche noi siamo pronti. Okay. Quindi abbiamo adesso ora... Allora, ricordiamo quindi gli ingredienti. Cipolla, olio extravergine d'oliva, gamberetti sgusciati marinati all'arancio, capperi, olive denocciolate, zucchine, pomodorino ciliegino e brandy. Perfetto. Adesso ora con le clips, sempre cucchiaio a destra, forchetta a sinistra, si prende e si mette direttamente nel piatto, quindi si va a impiattare. Dicevi cucchiaio a destra? Sì, generalmente la tecnica è quella corretta di mettere il cucchiaio a destra e la forchetta a sinistra. Nel momento in cui magari si utilizzano due cucchiai con la destra e la forchetta a sinistra, la forchetta serve per pulire il dorso del cucchiaio, per evitare che... Piccoli trucchetti non sappiamo, noi donne di casa. Magari ecco, per chi non è addentrato nel mestiere, nel trucchi del mestiere, queste cose si vengono a sapere soltanto nel momento in cui si frequentano dei corsi. In cucina c'è un galateo, ma c'è anche una tecnica. Sono le tecniche di cucina, nel metodo di lavorazione, vi dicendo, per dire questo è il servizio a flambé, questo è un tipo di lavoro che va fatto solo e esclusivamente di fronte al tavolo del cliente, e il maître, quindi la figura professionale di Giuseppe, lavora al ristorante e quindi di conseguenza il piatto viene preparato di fronte al tavolo del cliente. Gaetano, ma questa tecnica è codificata, è internazionale, nazionale, si acquisisce con l'esperienza? Dici un po'. No, la tecnica del flambé è molto antica, è nata diciamo in Francia ed è riconosciuto in tutto il mondo, tant'è vero che esistono le varie associazioni internazionali di maître, alberghi e ristoranti. Mentre la tecnica di utilizzare, di gestire le posate? Le tecniche, ci sono delle regole standard che vengono utilizzate e Il piatto è pronto. In più poi dopo c'è appunto la tecnica che va perfezionata o personalizzata in base al tipo di piatto oppure alla preparazione. Soggettivo anche questo. Allora, benissimo. Perfetto, questo è il piatto che ha Coloratissimo, profumatissimo. Eccolo qui. Sicuramente è ottimo anche sia nell'aspetto visivo ma anche sicuramente nell'aspetto gustativo. Allora, ricordiamo il nome di questo tuo piatto. Gamberetti ciaurusi. A passaggi sintetizziamo. E allora mettiamo dell'olio extravergine di oliva in padella, della cipolla bianca, vi mettiamo i gamberetti marinati leggermente al succo di arancia, del pomodorino di pachino, dei fiori di cappero, delle olive denocciolate nere o verdi a piacere e al gusto del cliente, diciamo, e poi una guarnizione di ciliegino fritto e della rucola fritta. Allora, io ti ringrazio anche a nome dei Grazie nostri a voi, telespettatori, ci vediamo presto. Grazie. Gaetano, mangiare bene non solo, ci vediamo prossimamente. Sì, ci vediamo prossimamente e vi ricordo sempre che questa ricetta è sempre visibile sul canale tematico Mangiare Bene non solo di YouTube. Quindi seguiteci sempre, canale 98 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia. Arrivederci.